Buonasera e benvenuti al Palacicogna di Ponzano per la sesta giornata di Serie A2 femminile che vedrà la sfida tra Posaclima Ponzano e Velcofin Interlocks Vicenza. Sarà una sfida, uno scontro diretto qui al Palacicogna con due squadre in difficoltà. Vicenza è ancora ferma a quota 0 in classifica. Ponzano arriva da un periodo difficile soprattutto per via degli infortuni. Questa settimana saranno ben 3 le assenze per coach Gambarotto. Purtroppo non cambiate sono Marta Pellegrini, Giovanna Pertile e Matilde Bianchi, che si è infortunata proprio la scorsa settimana a Carugate, un infortunio al dito che la terrà fuori almeno una ventina di giorni. È tutto pronto per la palla 2, gli arbitri sono Andrea Andretta di Udine e Gabriele Occhiuzzi di Trieste. In campo per Ponzano si parte con un quintetto molto alto rispetto al solito per necessità più che per scelta da parte di coach Gambarotto. C'è Lulu Giuliano come playmaker, Francesca Favaretto in guardia, Amanda Tivenius come numero 5, il capitano Claudia Gobbo come numero 4 e fa il suo esordio direi in quintetto base Sofia Varaldi, che verrà impiegata come esterno, come ala piccola, sicuramente un ruolo che può ricoprire ma che quest'anno in cui quest'anno è stata comunque utilizzata poco, ma di solito viene utilizzata più come 4 al fianco di Tivenius. Quintetto più piccolo invece per coach Silvestrucci, che può contare su appunto meno centimetri ma sicuramente qualità. Inizia la partita di Tivenius, vedete di Tivenius il primo tiro che sorprende tutti, già la palla 2 sbaglia, però la palla le torna in mano da Favaretto, butta fuori per lo scambio tra Tivenius e Favaretto. Ci sono 3 tiri della svedese che però non riesce ad andare a bersaglio in questa prima azione del derby veneto qui di A2 femminile. Tiro sbagliato da sotto da parte di Peserico, ma a rimbalzo la palla carambola e resta quindi di Vicenza il possesso, che ha 14 secondi sul cronometro per concludere l'azione. La palla è per Vujacic che da dentro il tiro dalla lunetta praticamente di Castello, di Elena Castello, ma è errato. Giuliano conduce il contropiede, prova un passaggio in salto per Tivenius, le riesce. Tivenius scambia con Varaldi che scarica per Favaretto, prende un tiro da 3 punti, esce anche questo. 0-0 ancora dopo un minuto da giocare, scusate, con un minuto dopo un minuto giocato si va dentro per giocare l'uno contro uno contro Giuliano, sfruttando i centimetri di Amatori, che però sbaglia. Continuano le polveri bagnate in questo inizio di partita ed è Giuliano sul lato sinistro dell'attacco. Bella palla dentro per Varaldi che prende un tiro cadendo indietro e mette i primi 2 punti della gara per il 2-0 dopo 1 minuto e 40 di gioco. Cioè Amatori gioca un pick and roll con Castello, Amatori in angolo per Vujacic. La palla torna fuori per Amatori, ancora passo e tiro, però non va a perdere l'equilibrio per la buona difesa di Tivenius, che arriva un'altra palla persa per Vicenza e quindi sarà Lulu Giuliano, eroica nella gara di una settimana fa con il suo career high che da 27 punti con 6 triple, che purtroppo non è bastato a Ponzano per espugnare Carugate. Proprio all'ultimo secondo è arrivata la sconfitta, ma intanto Varaldi in punta gioca un consegnato per Giuliano che si prende un tiro da 3 punti sputtato dal ferro. Tivenius lotta a rimbalzo ma Vicenza può andare in transizione con Peserico che si
prende un palleggio, resta il tiro molto difficile sinceramente, e infatti non vede neanche il ferro. Giuliano conduce la transizione sul lato destro del campo, gioca un pick and roll con Gobbo, ma la palla è troppo lunga e finisce direttamente sul fondo. Resta quindi 2-0 il punteggio con 7 minuti e 27 da giocare in questo primo quarto di gioco. Amatori si incarica di condurre l'azione, il passaggio in apertura per Vujacic, bella finta, penetrazione con la mano sinistra e va a guadagnarsi un bel fallo di Gobbo, che è il suo primo fallo, e saranno 2 tiri liberi per Sara Vujacic, sorella del ben più famoso Sasha Vujacic, ex Lakers e ex Udine e Reyer ovviamente. Vediamo se Sara Vujacic sblocca il risultato per Vicenza con il primo tiro libero a bersaglio. Esce invece il secondo, sputato dal ferro. Tivenius lotta a rimbalzo, controlla Gobbo, ma è Giuliano poi ad avere la meglio, a condurre il contropiede. Purtroppo c'è un leggero infortunio, o comunque un colpo subito da Elena Castello, probabilmente nella lotta a rimbalzo con Tivenius. Un colpo al collo, probabilmente le ha tolto un po' il fiato, ma è pronta a riprendere la pivot della Velkofin Interlocks. Ora è Francesca Favaretto che restituisce in punta a Gobbo, un blocco sotto per Tivenius che però non riceve, esce Varaldi in punta, non prende il tiro, bella palla dentro per Gobbo che non riesce a concludere perché è troppo sotto il ferro, la palla carambola a Tivenius, arriva a Varaldi, un po' di confusione e scadono i 24 secondi. Peccato per Ponzano che aveva creato anche un paio di occasioni di tiro in questa azione, ma un po' di è mancato forse un po' di cinismo alla squadra di coach Gambarotto, e quindi è Amatori che può iniziare l'azione per le biancorosse. La palla per Vujacic, sempre sul lato sinistro del campo, questa volta si butta dentro con la mano destra, va sempre a concludere di sinistro la mancina di Maribor, quindi Slovenia ma con passaporto croato, e sono altri 2 tiri liberi per Vujacic. Segna il primo per il pareggio. Su 2 per Vujacic e quindi 3-2 dice il tabellone quando mancano 6 minuti e 27 a concludere questo primo quarto in cui si è segnato molto poco finora. Gobbo prova un alto basso con Tivenius ma non c'è spazio, quindi si butta dentro, prova 1 contro 1 giocando sul perno, non c'è spazio neanche per Favaretto e quindi Vicenza riparte ancora con Vujacic che dà dentro la palla a Beserico che però si mangia un canestro da sotto, ed è Giuliano quindi che deve condurre l'azione, ritmi abbastanza bassi, è comprensibile per Ponzano visto che le rotazioni sono cortissime per coach Gambarotto, arriva però un bel canestro con il gioco a 2 tra Favaretto e Gobbo che con la mano destra segna il 4-3 per la Posa Clima. Beserico ora che dà Sturma, palla dentro, bella per Elena Castello che segna un bel canestro dal centro dell'area, lei che viaggia a 8 punti di media, e 8 punti e 8 rimbalzi di media in questo inizio di campionato. Bel palleggio, resta il tiro di Favaretto che risponde subito con 2 punti per che portano di nuovo in vantaggio la Posa Clima. Si butta dentro ora Amatori con la mano sinistra ma sbaglia, Giuliano alza il ritmo, penetrazione, lo scarico, c'è Varaldi
che però si avventura in palleggio, non è una buona idea. Tivenius tiene vivo il pallone, Giuliano si prende un tiro da 3 punti che però esce. La lotta rimbalzo è come sempre accesissima quando c'è Tivenius, quando sono Tivenius e Gobbe in campo, che però si attardano, e quindi Sturma trova un canestro da sotto anche piuttosto comodo per il controsorpasso di Vicenza sul 7-6. Gobbo ora che gioca un pick and roll con Favaretto, si prende un altro palleggio, arresto e tiro, mano calda per l'ex Marghera, 4 punti consecutivi per Francesca Favaretto. Si sono alzati un po' i ritmi e anche le percentuali di entrambe le squadre. Vujacic gioca un pick and roll ma non trova troppo vantaggio, la palla ritorna in mano, si prende un tiro da 3 punti che esce sbattendo 2 volte sul ferro. Giuliano guarda dentro per Tivenius, non riesce a darla a lei ma ci arriva Favaretto. Tivenius cerca spazio per 1 contro 1, non lo trova. Favaretto ancora si butta dentro con la mano sinistra, bel gioco col piede perno, passo e tiro old school, e sono 6 i punti consecutivi per Favaretto, più 3 mini parzialino per la Posaclima. Ora vediamo se Vicenza riesce a rispondere con Castello ancora, e sta facendo male Elena Castello alla difesa della Posaclima, che non ha ancora trovato una soluzione ai bei movimenti della lunga di Vicenza. Si cerca ancora Favaretto che però è un po' in ritardo sul pallone, forse è un passaggio sbagliato. C'è Vujacic in contropiede, cerca il contatto, lo trova. Il fallo è di Amanda Tivenius e saranno altri 2 tiri liberi per Sara Vujacic. Saranno addirittura il quinto e il sesto di questo suo primo quarto. Intanto arrivano i primi cambi per Vicenza. Entrano Elena Sasso e Federica Monaco, la giocatrice più esperta del roster di coach Silvestrucci. Sbaglia il primo tiro libero Sara Vujacic, è già il secondo errore dalla lunetta per lei. Segna invece il secondo, portando in parità le 2 squadre a quota 10 quando mancano 2 minuti e 49 in questo primo quarto. Primo cambio anche per coach Gambarotto, che appunto, come abbiamo detto, vista gli infortuni che purtroppo hanno colpito il roster della Posaclima, è costretto a utilizzare quintetti inediti, e quindi la coppia Mioni-Tivenius è in campo, ma non importa perché c'è Favaretto che è caldissima in questo primo quarto e trova altri 3 punti per il 13-10. Monaco a condurre l'azione per Peserico sul lato destro, sul lato sinistro, scusate, Sturma si butta dentro, arriva una deviazione per una rimessa dal fondo di cui si incarica Monaco, capitana. Sturma cambia lato per Antonello che trova il fallo. Non sono 2 tiri perché non c'è il bonus, sarà solo rimessa dal fondo. Cambio anche, esce Francesca Favaretto, eroina di questo inizio di partita per Ponzano, già a quota 9 lei sui 13 punti della formazione di casa. La palla va dentro per Adelina Sasso che prova una conclusione di sinistro ma gli esce. Lei che sta trovando grandi fortune da dietro l'arco in questo inizio di stagione, in queste prime giornate. Intanto Ponzano può andare dall'altra parte, Varaldi gioca a 2 con Tivenius, poi si butta dentro, di fatto è un dai e vai, bella palla della svedese, e primi punti anche per Sofia Varaldi che segna e trova anche il fallo, quindi avrà un tiro libero aggiuntivo quando il tabellone dice 15-10, quindi più 5. Varaldi segna anche il tiro dalla lunetta ed è più 6
per la Posa Clima, che sta giocando bene in questo primo quarto nonostante le assenze. Lo scarico per il tiro da 3 punti di Antonello, però è fuori, ed è Giuliano che si butta dentro con una bella finta, giocata mancina e in sottomano, facile facile, va a appoggiare il 18-10 che costringe, scusate, coach Silvestrucci al time out quando manca 1 minuto e 23 per concludere il primo quarto di gioco. Buon inizio per la Posa Clima, che con un quintetto anomalo, con tante assenze, con una settimana di allenamenti davvero particolare per 1000 motivi, è partita molto bene in questo quarto, soprattutto trascinata dai punti di Favaretto, già a quota 9, e la regia di Giuliano, che oltre al ritmo ha trovato anche il canestro del +8, un mini parziale che comunque fa ben sperare per la Posa Clima, e invece dal punto di vista di Vicenza sicuramente non un inizio come ci si aspettava, o meglio come sperava coach Silvestrucci. Riparte la gara ed è Monaco a incaricarsi della rimessa e a portare solo il pallone. Inizia l'azione con Elena Sasso che dà dentro la palla a Vanessa Storma, che gioca un bel 1 contro 1, spalle a canestro, e fa muovere il lato del tabellone ospite. Palla persa bruttina di Rosar, che poi per rimontare è costretta al fallo, ed è un fallo antisportivo su Veronica Antonello, che rimane anche a terra per il colpo subito. Nulla di grave, speriamo, forse una botta alla mano cadendo. Vediamo se sarà in grado di tirare il tiro libero conseguente al fallo. Intanto arrivano comunque dei cambi, entra Gaia Reschiglian intanto per Vicenza, ed è il suo primo ingresso. Rientrano in campo invece Francesca Favaretto e Claudia Gobbo. Gobbo entra per Tivenius, Favaretto invece entra per Bianchi, e quindi avrà anche l'incombenza di giocare da playmaker. Fa 2 su 2 Veronica Antonello, e ora Vicenza ha anche il possesso successivo quando ci sono 4 punti di differenza sul tabellone. Bella penetrazione di Monaco che scarica per Sasso, che tira 3 punti dall'angolo ma sbaglia. Varaldi fa partire la transizione, c'è Favaretto in punta, gioca a 2 con Gobbo, esce dai blocchi Varaldi, fronteggia, non c'è spazio per il tiro. Bella alto basso per Gobbo, che però non riesce a girarsi, c'è un po' di confusione. 24 secondi alla fine della partita, alla fine del quarto, 16 ormai per chiudere l'azione di Vicenza. Federica Monaco in punta, che vuole giocare l'1 contro 1 con Mioni, sono 3 secondi di discrepanza. Bello scarico per il tiro da 3 punti di Reschiglian. Favaretto ha tempo per provare un tiro da 15 metri, ma è corto. Si va quindi a riposo sul 18-14.
pronti per ricominciare il secondo quarto di Posaclima Ponzano contro Vicenza. Si riparte con il punteggio di 18-14 per la squadra di casa, che ha avuto 9 punti da Francesca Favaretto, ma in generale un atteggiamento positivo da tutte le ragazze. Sono anche già 7 rimbalzi di Varaldi. Invece dall'altra parte sono state Sturma, Elena Castello, oltre a Sara Vujacic, le migliori per la squadra di Silvestrucci, che però si trova sotto di 4 punti in questo secondo quarto di gioco. Sturma ora a scambiare con Antonello. Bella difesa di Rosar, che tocca il pallone e lo recupera. Bel recupero della giovane di Ponzano, che ovviamente oggi avrà molti più minuti del solito e coach Gambarotto le affida molte più responsabilità. Quindi Caterina dovrà farsi trovare pronta. Non era partita benissimo con un fallo antisportivo, sicuramente meglio in questo secondo quarto con un bel recupero. Parte l'azione con Giuliano. Bella palla di Varaldi che cerca Mioni. C'è però una deviazione che dà una rimessa dal fondo per la Posaclima quando ci sono 13 secondi da giocare sul cronometro dei 24. È proprio Rosar a battere la rimessa, in realtà una rimessa laterale, quasi un calcio d'angolo possiamo definirlo. Giuliano gioco a 2 con Gobbo, bella palla dentro per la capitana che cerca spazio, trova un tiro proteggendosi con la mano destra, ma esce ed è Monaco a condurre l'azione per Vicenza. Ritorna in mano la palla, si va da Castello dentro per Sturma che scarica di nuovo per Antonello, la palla torna nelle mani di Sturma. Bello 1 contro 1, ma sbaglia la cosa più facile, c'è un secondo per giocare, se ne accorge troppo tardi Sturma, e lo scarico per Monaco non arriva in tempo, o meglio lo scarico sì, ma il tiro di Monaco non arriva in tempo, e quindi recupero per 24 secondi della Posaclima Ponzano, che ora ha Varaldi in punta che attacca con mano sinistra, prova un terzo tempo allontanandosi dal ferro, elegante ma esce. Monaco ancora a chiamare il gioco 1, prova una palla dentro difficilmente controllabile. Arriva un'altra palla persa di Vicenza che sta facendo tanta confusione in attacco, anche grazie alla difesa della Posaclima, che sicuramente sta giocando con concentrazione in entrambe le metacampo. Ed è Gobbo ora con l'1 contro 1 contro Sasso, che fa fatica a tenerla anche se ai centimetri. Gobbo però non riesce a portare a casa i 2 punti. Ora pick and roll laterale con Monaco e Castello. Monaco prova a cercare proprio la compagna, ma la palla esce. L'ultima deviazione è di qualcuno in maglia rossa, quindi arriva un'altra palla persa per le ragazze di Silvestrucci. È Giuliano a iniziare l'azione. Giuliano che dovrà giocare tantissimi minuti, ha dovuto avere un mini riposo prima, a fine primo quarto. Bella palla dentro per Mioni che in reverse sblocca il punteggio di questo secondo quarto e ritrova il +6 per la Posaclima sul 20-14. Ma dentro Sturma che però non riesce a concludere, la palla è fuori per un tiro da 3 punti di Monaco corto, e quindi Giuliano può alzare i ritmi ma subito rallenta cercando Varaldi, e Mioni che dà una bella palla a Giuliano che prova un tiro appoggiato al vetro, un po' sfortunata, le esce, ma come sempre Gobbo è attentissima, rimbalza in attacco, lo strappa e si guadagna un fallo. Avvicendamenti intanto in campo, rientrano Amatori e Vujacic.
per Vicenza, e entra anche Tivenius al posto di una super positiva Sofia Varaldi per la Posaclima. Giuliano con la rimessa dal fondo, un po' di difficoltà, trova bene Gobbo che gioca uno contro uno sul centro con la mano sinistra, forza un po' il tiro, gli esce, ma Tivenius cattura il rimbalzo, lei che ne prende oltre 5 a partita solo in attacco. Bella palla di Giuliano per Tivenius che segna con il fallo. Ponzano torna a più 8 con la possibilità di andare a più 9 se Amanda Tivenius realizzerà anche dalla lunetta. Lei che non è precisissima ai tiri liberi, almeno in questo inizio di stagione, trova invece il bersaglio per il 23-14 quando ci sono meno di 7 minuti da giocare in questo secondo quarto. Amatori sul lato sinistro del campo, gioca un pick and roll con Sturma, palla un po' ferma per Vicenza, poi bella intuizione di Castello che cerca una palla dentro l'area per la compagna, ma arriva una deviazione che quindi lascia 8 secondi da giocare a Vicenza con una rimessa dal fondo. Esce dai blocchi Peserico, riceve Sturma, punta per Castello che prende un tiro da 3 punti, esce e va sul ferro. Gobbo strappa il rimbalzo, lancia Tivenius che aveva corso più veloce di tutte ma non riesce a segnare. Vicenza ora alza il ritmo, ha i numeri per farlo. Bella palla di Sara Vojacic per Vanessa Sturma che trova i 2 punti e ora Vicenza prova a sparigliare un po' le carte mettendosi a zona. Rosar in ala, si torna al centro con Giuliano che prende un palleggio, il resto è tiro sul ferro e quindi può ripartire Amatori che si butta dentro con la mano sinistra, prende un bel tiro, un floater da centro area, esce ma guadagna 2 tiri liberi per il fallo di Claudia Gobbo. Sono 2 tiri liberi per Giorgia Amatori. L'altra mancina in casa Vicenza, sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, facile rimbalzo di Mioni. Resta quindi 23-16 il punteggio qui al Palacicogna. Si muove bene sui blocchi Gobbo, prende un arresto e tiro forse un po' forzato ma ci poteva stare. Vojacic adesso a condurre la transizione, trova Amatori, esce dai blocchi ancora Vojacic che gioca un pick and roll sul fondo con Castello. Grande difesa di Tivenius che è dappertutto ma è anche l'ultima a toccare, lasciando 7 secondi a Vicenza per concludere l'azione, partendo da un'altra volta dalla rimessa dal fondo. Sturma ora che cerca una compagna dentro e non la trova perché Tivenius, nel tentativo di anticipare l'avversaria, commette fallo. È il secondo fallo personale e ennesima rimessa dal fondo per le biancorosse, che questa volta non ci mettono troppo a tirare. Ci pensa Peserico a prendersi un tiro da 3 punti che però va solo sul ferro, la palla si spegne sulla linea di fondo. Questa volta però la rimessa è di Ponzano. Altro cambio per coach Gambarotto che sta cercando di ruotare tutte le 7 titolari diciamo a disposizione, e arriva anche un time out da parte di coach Silvestrucci che sta vedendo le sue ragazze non trovare le giuste soluzioni in attacco. Effettivamente Vicenza sta sbagliando tanti tiri ma stanno arrivando soprattutto tante palle perse, anche grazie alla difesa della Posaclima che sta giocando una partita molto attenta in entrambe le metà campo
appunto, come abbiamo detto, il roster è ridotto ai minimi termini e quindi bisogna soffrire per 40 minuti qui al Palacicogna. Intanto un occhio ai tabellini, ci sono, come dicevamo, 9 punti per Favaretto, che adesso sta godendo di un meritato riposo in panchina, ma sicuramente la Posaclima avrà di nuovo bisogno di lei. Ci sono 4 punti per Tivenius, 2 punti ma già 3 assist per Giuliano, e 4 punti e 7 rimbalzi per Varaldi. Dall'altra parte invece la migliore è Sturma a quota 6, poco altro. Vujacic, sono i 4 punti tutti dalla lunetta da parte di Sara Vujacic. Intanto si ricomincia quando mancano 5 minuti alla fine di questo primo tempo. Ora è Gobbo che attacca il canestro con la mano sinistra, si mette a spalle a canestro, trova lo spazio per girarsi, però fallisce anche questa conclusione, un po' sfortunata e imprecisa la Capitan Gobbo, e quindi è Amatori a superare la metà campo. Peserico cambia lato in palleggio, dentro per Castello che gioca un 1 contro 1, elegante per il -5, e torna alla zona di Vicenza. Vediamo se Ponzano riuscirà a attaccarla con più efficacia. Ci prova Varaldi con un pick and roll, arriva il tiro di Giuliano da 3 punti, esce anche questo. Sarebbe importante per Ponzano aprire la scatola con un canestro da lontano. Ora Vujacic a dare dentro, la palla torna fuori per Peserico che trova un bello 1 contro 1, ma la palla esce. Giuliano ora a condurre sul lato sinistro del campo, la palla arriva a Rosar, torna nelle mani di Giuliano. Gobbo, c'è spazio per Varaldi che prende il tiro da 3 punti, gli esce. Era un tiro ben costruito, senza paura, preso da Varaldi, però non è andata a buon fine. Gioca con pazienza Vicenza, ora però non ci sono soluzioni. Torna Peserico che deve forzare un po' l'1 contro 1, arriva uno scarico per Castello che deve prendersi un palleggio arresto e tiro un po' difficile, che non arriva effettivamente neanche al ferro, e quindi arriva un altro recupero per la difesa della Posaclima. È già almeno il secondo per 24 secondi, appunto, scusate la ripetizione, sintomo di buona difesa e attenzione per la squadra di Gambarotto. Rosar scambia con Gobbo, palla dentro di Giuliano per Varaldi, c'è un po' di confusione, però arriva comunque una palla persa. Attenta qui la difesa di Vicenza, che ricomincia l'azione con Giorgia Amatori. Peserico che cambia lato di nuovo in palleggio, bel tiro di Elena Castello, una delle migliori della sua squadra, anche se per ora non è stata super efficace invece l'1 contro 1 di Lulu Giuliano, che ancora con la mano sinistra, proprio come nel primo quarto, va a segnare altri 2 punti. E ora è Vujacic che riceve un bel dai e vai, non c'è spazio, però arriva lo scarico che porta a un tiro da 3 punti che non vede neanche il ferro di Giorgia Amatori. A rimbalzo però la prima è Vanessa Sturma che segna con il fallo il 25-20, che potrebbe anche diventare 25-21 se Sturma trasformerà il tiro libero a sua disposizione. Intanto ritorna in campo Federica Monaco. Sturma dalla lunetta sbaglia, e non di poco. La prima è Gobbo ad avventarsi a rimbalzo, perde l'equilibrio e deve in emergenza dare la palla a Mioni. C'è Giuliano che deve battere il pressing, benissimo per Sofia Varaldi che trova Mioni che perde il controllo, ma tutto regolare. C'è Giuliano che si butta dentro ancora, prova una palla un po' difficile per Mioni che non controlla questa volta, e quindi arriva un'altra palla persa. Tante palle perse per entrambe le squadre.
un'altra ancora, questa volta è Gobbo che recupera ed è tutta sola e può andare a segnare facile con la sua mano preferita, la mano destra, il 27-20. Arriva un altro recupero di Gobbo perfezionato da Varaldi. Giuliano riceve il pallone e decide che è il momento di rallentare un attimo, ricordiamolo, lei praticamente non potrà uscire. Varaldi ha una mezza idea di prendersi un tiro, non se lo prende, forse era meglio, perché di fatto passa il pallone a Vanessa Sturma, che trova un canestro anche piuttosto difficile, è andata a complicarsi la vita, ma alla fine Sturma trova comunque 2 punti per -5 con 1 minuto da giocare in questo primo tempo. Rosar forza un po' il tiro, di cui forse non si sentiva bisogno in questo momento in cui si sta facendo tanta difficoltà, entrambe le squadre stanno facendo difficoltà a trovare dei tiri puliti, ed è Monaco quindi che prova a cercarne uno, palleggia un po' troppo, Giuliano la lascia giocare, Monaco si prende un tiro anche in questo caso un po' forzato senza aver costruito nulla, quindi è Giuliano a superare la metà campo in palleggio e trova Mioni con un bel passaggio dentro l'area, grande furbata di Mioni che segna con il fallo, importantissimo canestro in questo finale di secondo quarto, il canestro del 29-22 con un tiro libero anche a disposizione per Mioni, con 30 secondi sul cronometro, appunto, come dicevamo. Mioni segna il tiro libero, bravissima Milena, e c'è il time out per questa ultimi spiccioli di primo tempo, quando il tabellone dice 30-22 per la Posaclima Ponzano. Un primo tempo che ha visto le squadre sbagliare parecchie soluzioni, sono arrivate tante palle perse da entrambe le parti, sono 10 per la Posaclima e 9 per Vicenza. Che spiegano parzialmente il punteggio basso di questo primo tempo, e infatti 30-22 quando sul cronometro ci sono poco più di 30 secondi da giocare, e la partita ricomincia con Vicenza che ripartirà dalla propria metà campo, dalla linea di fondo, ed è Peserico a fare la rimessa, cerca Monaco, disturbata da Varaldi, Monaco alla fine riceve, ci sono 6 secondi di discrepanza tra il cronometro della partita e quello dei 24 secondi. Monaco cerca la conclusione, prova un passaggio a Vujacic, ma è impossibile, quindi Ponzano ha la possibilità di chiudere il secondo quarto con un possesso. Giuliano trova un pertugio, arriva allo scarico, c'è Mioni che può giocarsi 1 contro 1, prova un gancio difficilissimo anche per lei. Si chiude quindi 30-22 questo primo tempo tra Posaclima, Ponzano e Vicenza.
Bentornati al Palacicogna di Ponzano per Posaclima Ponzano Velkofin Interlocks Vicenza. Primo tempo che si è concluso sul 30-22 per le padrone di casa, con 6 delle 7 ragazze scese in campo, tutte a bersaglio, e vi ricordo che sono ben 3 le assenti per coach Gambarotto, quindi tutte le ragazze stanno rispondendo in maniera ottima in questa battaglia contro la Velkofin Vicenza. Pensate che Gobbo e Varaldi sono già oltre 18 minuti giocati in questo primo tempo. Dall'altra parte invece sicuramente la migliore è stata Vanessa Sturma, già a quota 10, pensate, 10 punti sui 22 delle vicentine. E si ricomincia con il terzo quarto, con una rimessa da metà campo di Alice Peserico. Vediamo se Ponzano riuscirà a tenere questi 8 punti di vantaggio, a difendere il fortino biancoverde. Parte bene Vicenza, che trova un buon tiro dentro l'area con Sturma, ma esce ed è Tivenius a catturare il rimbalzo. Può quindi Giuliano scambia con Favaretto. Giuliano trova un bello scarico in angolo per Sofia Varaldi, che con fiducia prende un altro tiro da 3, questa volta a bersaglio, e raggiunge i 7 punti personali, accompagnati anche da 7 rimbalzi. Favaretto vicino al recupero, difende bene però la palla Alice Peserico, che ora trova il tiro da 3 punti di Sasso, esce però anche questo, a rimbalzo è sempre la svedese in maglia bianca ad avere la meglio. Già un cambio per coach Silvestrucci, che non ha visto bene la scelta di Peserico e l'ha punita dopo soli 55 secondi di questo terzo quarto. Ora addirittura Varaldi che deve superare la metà campo in palleggio. Giuliano si butta dentro con la mano sinistra, chiude con la mano destra invece e subisce il fallo, segnando anche il 35-22. Prova la fuga Zano, più 13, con la possibilità di incrementare ancora il divario. Lulu Giuliano, scusate, dalla lunetta segna il tiro libero, 36-22, più 14 per la Posaclima. E ora è Fontana che da Sturma si muove l'attacco di Vicenza, ma la palla resta ferma. Ora è Vujacic che prova un pick and roll, attacca con la sua mano sinistra sul fondo, è chiusa però bene da Favaretto, ed è Varaldi a perfezionare il recupero. Ancora Giuliano sul lato sinistro del campo, già con pick and roll con Tivenius, si arresta al centro dell'area, prende il tiro solo secondo ferro. Vujacic trotterella per il campo, potrebbe forse alzare un po' i ritmi per Vicenza, che comunque ha 14 punti da recuperare. Si guadagna un bello spazio Castello, che scarica fuori per Anna Fontana, che segna, direi, il primo tiro da 3 punti per la Velkofin Interlocks in questa partita. Gobbo rifiuta un tiro per prenderne uno più difficile, ma mandato ugualmente a bersaglio. Bel canestro del capitano Claudia Gobbo. Dall'altra parte è Fontana, ancora per Vujacic, che insiste con la mano sinistra. Non c'è lo spazio però da quel lato. C'è si lotta a rimbalzo questa volta, il rimpallo favorisce la Velkofin, che potrà quindi sfruttare una rimessa nel fondo con 10 secondi da giocare. Altri 2 cambi per coach Silvestrucci, e vede proprio le sue ragazze non trovare una soluzione alla difesa di Ponzano. Vujacic forza un po' il tiro in uscita dal blocco, esce, c'è Tivenius davanti a tutti, ma Favaretto non si fida a giocare, giustamente tiene i ritmi controllati.
Favaretto fa un gioco a due con Gobbo, esce Giuliano dal blocco, anche lei un pick and roll a sua volta da dentro a Gobbo, raddoppiata, non c'è lo spazio ma trova un bel passaggio per Favaretto che prende un tiro da 3 punti, è corto, Tivenius rimbalza, è la prima ma la palla rimbalza sul piede della lunga svedese e quindi Vicenza potrà ricominciare sul meno 14 ma con il possesso. Ed è proprio Fontana a chiamare il gioco e poi fermarsi, spalla canestro contro Giuliano che ha qualche centimetro in meno ma è tosta e tiene bene l'uno contro uno. Ponzano difende alla grande, Varaldi forse sfiora il pallone e stoppa, la palla torna nelle mani però di Vicenza, ci sono 2 secondi da giocare, se ne avvede proprio all'ultimo Fontana che deve prendere un tiro da 10 metri, c'è una tonnara in area, ovviamente a strappare il pallone Tivenius come sempre. Vediamo cosa dice la Freccia perché gli arbitri hanno chiamato palla 2, si resta su questa metacampo. Sì, si resta su questa metacampo ma è cambiato il possesso e quindi è per la posa clima, è Varaldi a fare la rimessa ma è Giuliano a incaricarsi di portare il pallone. Bel blocco a metacampo di Gobbo che crea già un minimo di vantaggio per Ponzano, c'è Tivenius sul fondo, Varaldi prova l'uno contro uno con mano sinistra, passo e tiro incrociato, elegantissima come sempre Sofia Varaldi, bel canestro ed è più 16 per Ponzano, un parziale deciso anche in questo inizio di terzo quarto per la posa clima. Coach Gambarotto davvero non può chiedere nulla di più alle proprie giocatrici. Grande difesa anche in questa occasione, 3 secondi, Vujacic deve forzare il tiro, è da 2 punti, gran canestro di Sara Vujacic, gran canestro da lontano con il piede sulla riga, quindi solo 2 punti per la Velkofin Interlocks che torna a zona per questa azione difensiva. Giuliano si prende un palleggio, resto e tiro sputato dal ferro, Tivenius non ci arriva questa volta, Vujacic conduce la transizione sul lato sinistro del campo, scambia con Fontana che trova Peserico, ma c'è anche un fallo in attacco lontano dalla palla di Anna Garzotto, è il primo fallo personale per lei, ma una palla persa piuttosto pesante in un momento difficile per Vicenza che aveva ritrovato un minimo di fiducia con il canestro di Vujacic. Giuliano persa dalla difesa, preferisce passare in angolo a Favaretto che è liberissima da 3 punti ma sbaglia un colpo che sarebbe stato pesantissimo, forse del KO, anche se manca ancora tantissimo in questa 6ª giornata di campionato. Vujacic vuole forzare l'uno contro uno ma Gobbo riesce a difendere, può difendere su tutte le avversarie, in questo caso anche sulla slovena che perde malamente il pallone e torna anche in panchina sostituita da Veronica Antonello. È Giuliano ora a trovare Tivenius fuori dai 3 punti, la palla arriva nelle mani di Varaldi che prende un tiro da 3 punti, questa volta è lungo ma Favaretto si avventa sul pallone, Varaldi ancora avrebbe lo spazio, prova la penetrazione, il passaggio per Gobbo ma è anticipato dalla difesa di Vicenza che corre con Alice Peserico e trova i punti del meno 12. Ponzano deve stare attenta e chiudere bene questo terzo quarto. Favaretto va sulla linea di fondo, trova Varaldi che però cerca un passaggio un po' forzato per Tivenius e quindi è Anna Fontana che può costruire la transizione, il passaggio per Castello che prova il tiro da 3 ma Ponzano rientra bene e può ricominciare a ritmi bassi, quelli giusti. Vi ricordo che la posa clima ha 3 assenze piuttosto pesanti nel proprio roster. Giuliano, bella finta, trova la penetrazione, alza la parabola con la mano sinistra, esce Tivenius, davvero si fionda su tutti i palloni
non lo controlla, ma disturba sempre le rimbalziste avversarie, che dovranno ripartire con una rimessa dal fondo, quindi mini riposi che favoriscono le ragazze di Gambarotto. Vicenza intanto ritorna con Sturma che cerca una palla dentro per Elena Castello, anticipata ancora dalla difesa della Posaclima. Gobbo cerca Varaldi, che era impegnata in un mismatch su Peserico, molto più piccola di lei, ma il tocco con un piede della difesa di Vicenza dà la rimessa dal fondo a Ponzano e arriva anche il time out sul 40-28 in questo terzo quarto, quando mancano 3 minuti e 22 alla fine appunto di questo parziale. Giuliano intanto è salita a quota 7 punti con già 5 assist per Sara Luna. Favaretto è ancora ferma ai 9 incredibili punti di inizio gara, invece è quasi in doppia doppia Varaldi con 9 punti e 10 rimbalzi. Dall'altra parte Sturma è ancora a quota 10, non ha più segnato. In generale la Velkofin Interlocks sta facendo tanta fatica in attacco, ha segnato solo 6 punti in questi 7 minuti, quasi 7 minuti di terzo quarto, anche grazie, come dicevamo prima, all'attenta difesa della Posaclima, che sta lottando ogni possesso per disturbare le azioni offensive di Vicenza, che obiettivamente ci sta capendo pochino in questa partita. Vicenza, vi ricordo che non è partita sicuramente molto bene in questo campionato, ma nell'ultima gara è arrivata una sconfitta proprio all'ultimo di 4 punti con Sanga Milano, 66-70, quindi sicuramente è una squadra in crescita che potrà dire la sua nel proseguo del campionato. Intanto è ripartita la gara con Giuliano che si prende un altro palleggio a resto e tiro, questa volta esce, ed è quindi Vicenza a provare l'attacco. Si va da Sturma che forza l'1 contro 1, ma Varaldi stoppa anche questa conclusione dell'avversaria. La palla carambola nelle mani di Elena Castello, che prende uno step back ma è corto. Grande difesa di Sofia Varaldi, ed è ancora la zona invece per Vicenza. La palla si muove in palleggio, è dentro per Tivenius, che però non riesce a liberarsi per tirare. Trova Favaretto che si butta in area e trova il canestro del più 14, doppia cifra anche per Francesca Favaretto. Fontana in palleggio, prolungata la sua azione personale. La palla arriva in angolo per il tiro da 3 punti di Antonello. Fuori anche questa, un po' sfortunata questa volta la Velkofin Interlocks, che sta segnando proprio poco anche da lontano, ed è Favaretto per Giuliano che trova Tivenius. Bello scarico per Varaldi, non prende il tiro di prima intenzione, lo prende dopo un palleggio, esce però la Velkofin, rischia di pasticciare il rimbalzo. Alla fine arriva comunque il recupero per Elena Castello. Dall'altra parte però un tiro un po' affrettato di Anna Fontana. Fuori anche questo, non si muove il tabellone dalla parte delle ospiti, ferme a 28 da un po' di minuti. Giuliano invece trova spazio, forza un po' il tiro, esce ma rimbalzo. Tivenius è un'ira di Dio e ne porta giù un altro e guadagna altri 2 tiri liberi. Per Tivenius è il secondo rimbalzo in attacco, segna il primo tiro libero
3 su 3 per lei questa sera, 4 su 4 per la svedese, importantissimo, importantissimo 2 su 2 per Amanda Tivenius. Arrivano anche i cambi per coach Gambarotto, rientrano Rosar e Mioni in un quintetto altissimo dove Favaretto farà da playmaker, ma ci sono Varaldi, Tivenius e Mioni in campo assieme a Rosar. Vicenza intanto trova un tiro da 3 pulito con Antonello, ma esce anche questo a rimbalzo, c'è confusione, la palla arriva nelle mani di Favaretto che spinge la transizione con la mano sinistra. Mioni per Tivenius che prende un tiro da 3 punti, non proprio nelle sue corde, esce Favaretto, quasi recupera un rimbalzo a sorpresa. Vicenza che ha 18 secondi sull'azione quando ne mancano 36 alla fine del terzo quarto, palla dentro, bella per Elena Castello, giocata intelligente per Vicenza e subisce il fallo Castello. E sarà quindi una rimessa laterale. Il tavolo ora ha qualcosa da chiedere alla coppia arbitrale. Tutto già risolto. Si riparte quindi da una rimessa laterale con Anna Fontana che trova proprio Castello. Antonello prende un altro tiro da 3 punti, questa volta a bersaglio. Il tempo intanto va avanti, anche se l'arbitro ha fischiato, stanno perdendo almeno 4-5 secondi, forse anche qualcosa di più, e infatti l'arbitro se ne avvede, ferma il cronometro, si riavvicina al tavolo per la seconda volta in pochi secondi e forse ci sarà un po' di tempo da recuperare, vediamo cosa decidono. Intanto la tripla di Veronica Antonello ha riavvicinato le squadre a 13 punti di distanza sul 44-31. Questa pausa però concede a coach Gambarotto di inserire nuovamente Lulu Giuliano per quello che presumibilmente sarà l'ultimo attacco della Posaclima in questo terzo quarto. Gli arbitri intanto hanno rimesso 24 secondi sul cronometro. Probabilmente si è deciso che quello è il tempo residuo in questo terzo quarto. E infatti è così. L'interruzione, appunto, come vi dicevo, consente il ritorno in campo di Lulu Giuliano e sarà probabilmente lei a giocarsi l'ultima azione, proprio 24 secondi alla fine del terzo quarto, quindi il cronometro dell'azione non partirà neanche e se Ponzano sarà brava potrà giocarsela fino in fondo. Giuliano sulla pressione di Fontana, forse c'è un fallo non fischiato, c'è molta pressione, infatti questa volta il fallo viene fischiato a Anna Fontana e quindi non c'è però il bonus, quindi sono 15 secondi da giocare. Tivenius riceve per Giuliano, partita eroica anche oggi per la sua, è a zona anche in questa occasione. Vicenza c'è spazio per il tiro da 3 punti di Varaldi, 3 secondi per andare al tiro. Vicenza è troppo tardi, arriva tardi il tentativo di Alice Peserico, si chiude quindi sul 44-31 il terzo periodo in favore della Posaclima Ponzano.
Ultimi 10 minuti qui al Palacicogna di Ponzano tra Posaclima Ponzano e Velkofin Interlocks Vicenza. Il tabellone dice 44-31 per la Posaclima, che dovrà difendere con le unghie e con i denti in questi ultimi 10 minuti di gara i 13 punti di vantaggio che la separano dalla seconda vittoria stagionale. E invece Vicenza con l'acqua alla gola. Certo la partita è lunga, ma per la Velkofin Interlocks il tempo diventa sempre meno, ma parte nel migliore dei modi la Velkofin con una tripla di Elena Sasso, la specialista di Vicenza, lei che sta tirando con quasi il 60% da 3 punti in questo inizio di stagione, davvero incredibile. Ponzano intanto ci prova Favaretto nel primo attacco, viene però stoppata la sua conclusione e ci sono ancora 8 secondi sul cronometro dei 24 da giocare. Si riparte con una rimessa dal fondo, Rosar deve provare una soluzione personale. Anche in questo caso la palla viene sporcata, c'è un'altra rimessa dal fondo con 2 secondi, questa volta soli sul cronometro. Coach Gambarotto decide di giocarsi un time out adesso per non lasciare nulla al caso e provare a rubare un canestro con appunto 2 secondi da giocare. Chiaramente tutti i possessi saranno fondamentali da qui alla fine, in questi ultimi 9 minuti e 25 di questa sesta giornata di campionato di Serie A2 femminile, che vi ricordo vede la Posaclima avanti di 10 punti sulla Velkofin Interlocks Vicenza. Il quarto periodo è iniziato nel migliore dei modi per Vicenza, che chiaramente non può alzare bandiera bianca. È ancora lunghissima la gara, ci saranno tanti possessi da qui alla sirena finale, quindi ovviamente la battaglia è ancora lunga. Vediamo se coach Gambarotto avrà trovato una soluzione a sorpresa per questi 2 secondi. Rientrano in campo le stesse 5 giocatrici, in pratica delle 7 che hanno giocato finora. Sono Giuliano e Gobbo fuori in questo possesso. La giocata è per un tiro da 3 punti di Varaldi, che riesce a prendere lo scadere, però è sul ferro, ma Favaretto arriva per prima, rimbalzo, esce di prigione trovando un passaggio per Tivenius, che poi esagera nel cercare Mioni, e quindi Veronica Antonello può condurre dall'altra parte. La palla va a Peserico, ma c'è un fallo lontano dalla palla, che comunque tiene il possesso per Vicenza con 17 secondi sul cronometro dei 24. Intanto rientra Giuliano proprio al posto di Varaldi, che ha giocato tantissimo in questa partita, questa volta distratta la difesa della Posaclima, e arriva un altro canestro, questa volta da 2 punti, un parzialino di 5-0 per il -9. Continua invece a difendere la zona Vicenza, l'attacca girando la palla sul perimetro. Ponzano senza creare troppo, in realtà c'è però un buon tiro di Favaretto ancora dall'angolo come prima, ma è sul secondo ferro anche questo. Coach Gambarotto deve reinserire Capitan Gobbo e la sua esperienza al posto di Amanda Tivenius, che va a rifiatare per il gran finale. 44-36 dunque, quando mancano 8 minuti e 30 per la fine di questa gara. Vicenza in attacco. Elena Castello subisce un altro fallo lontano dalla palla, questa volta di Gobbo, è il secondo fallo personale. Tanti contatti lontano dalla palla, sintomo anche di presenza difensiva
per la Posaclima, che ora deve anche sbloccarsi in attacco quest'ultimo periodo, periodo in cui invece Vicenza sta finalmente trovando qualche canestro, ed è Peserico che si prende un tiro forse un po' forzato. A strappare il rimbalzo è Gobbo e a condurre la transizione è Giuliano, che scambia appunto con la capitana. Palla un po' ferma adesso per l'attacco di Ponzano, si va da Favaretto in punta, prova un passaggio dentro ma non si intende con Mioni, che comunque era anticipata. Vicenza può ripartire, arriva un tiro di Elena Sasso, forse c'è il fallo non visto dagli arbitri, quindi Rosar può andare dall'altra parte. Giuliano trova dentro Milena Mioni, come sempre super efficace la biondissima di coach Gambarotto, che ridà respiro a Ponzano e muove il tabellone per il 48-36. Infatti scusate se ho tergiversato un attimo, ma il tabellone segnava un punteggio sbagliato. Ancora a zona la difesa di Vicenza e Giuliano trova un bel cambio di lato, c'è Favaretto ancora libero da 3 punti, esce anche questo ma era un buon tiro, prova il contropiede Vicenza, ma Giuliano eroica va a intercettare il lancio lungo che era destinato a Peserico. C'è Favaretto in angolo, ancora con spazio, molto chiusa in area la difesa di Vicenza, sfida un po' al tiro dalla lunga distanza Ponzano. Questa volta arriva anche una deviazione, rischia un passaggio un po' superficiale questa volta di Favaretto, ma poco male. Ci sono 11 secondi sul cronometro dei 24 per l'azione offensiva di Ponzano. Favaretto per Mioni, la palla in punta per Giuliano, già con pick and roll con Mioni, 5 secondi. Gobbo è libera, Rosar dall'angolo, prova un tiro, non arriva al ferro, meglio l'oltrepassa. Rosar comunque sta giocando minuti importanti, non facili per lei, che è praticamente un esordiente a questo livello. Macchinosa l'azione di Vicenza, con Ponzano che rischia il recupero. Restano comunque 12 punti di vantaggio per la Posaclima quando mancano 6 minuti e 23 alla fine di questo match. 18 invece secondi da giocare in questa azione. Peserico prova la penetrazione, cerca la virata ma arriva la palla persa, la recupera Mioni, che però perde la maniglia e non è cambiato il possesso secondo il tavolo, quindi ci sono 10 secondi da giocare in questa azione. Intanto rientra Vujacic, la sorella del ben più conosciuto e nobile cestisticamente Sasha. Pericolosa comunque anche la sorella Sara, rimette in campo Vicenza, bella giocata intelligente di Anna Fontana, che però viene stoppata. Mancano 3 secondi alla fine dell'azione, ancora Fontana che si libera con una bellissima finta, ma sbaglia anche questa conclusione, un po' sfortunata la guardia vicentina, e quindi Ponzano può tornare ad attaccare la zona delle biancorosse. Gobbo ha spazio in angolo, non si fida a tirare, 7 secondi, la palla è di nuovo nelle mani di Rosar, prende un palleggio, arresto e tiro a bersaglio, questa volta sfortunata perché nel mentre gli arbitri avevano fischiato un fallo in attacco sul blocco di Mioni. Poco male. Rientrano in campo Varaldi e Tivenius per questo rush finale, gli ultimi 5 minuti di questa sesta di campionato. Chiude il palleggio Vujacic, deve rifugiarsi da Fontana che trova in angolo Castelli, butta dentro la palla in area per Vanessa Sturma, che torna a segnare, lei che aveva tanto fatto bene nel primo tempo, era già in doppia cifra nei primi 20 minuti, nettamente la migliore di Vicenza. Intanto Giuliano persa dall'arco, prende un buon tiro ma esce.
Vicenza sta facendo una zona molto oculata, sempre chiudendo bene l'area. Sturma, forse c'è un'infrazione di passi, ma parte a sinistra, trova il passaggio a Sara Vujacic, che però non riesce a battere il suo avversario, deve pensarci con uno step back. Veronica Antonello, la palla rimbalza un paio di volte sul ferro, esce, e quindi Giuliano ancora trotterella dall'altra parte dove trova Favaretto. C'è spazio, c'è sempre spazio, tranne per Giuliano, per le giocatrici di Ponzano, che però hanno perso un po' di fiducia nel tiro da 3 punti. Ci prova Francesca Favaretto da 2 con un palleggio, arresto e tiro, proprio come nel primo tempo, quando con un suo 7-0 aveva lanciato la prima fuga di Ponzano. Muove ancora il tabellone, e Vicenza ora con Sturma che può attaccare Giuliano grazie a centimetri in più. La palla però esce e arriva nelle sapienti mani di Veronica Antonello, che infila un'altra tripla davvero pericolosa. L'Antonello da dietro l'arco. Ci prova Gobbo ora, che trova Varaldi, restituisce a Gobbo, prova un 1 contro 1 di mano destra, il tiro appoggiato al tabellone però esce. 48-41 quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine. Le due squadre sono molto stanche, soprattutto Ponzano, che ha potuto ruotare solo 7 elementi. Vujacic si butta dentro, arriva il fallo di Varaldi. Non è Varaldi, di Favaretto, scusate, è il terzo fallo per la guardia ex Marghera. Non c'è ancora il bonus, quindi Vicenza riparte da una rimessa laterale con Elena Castello che dà a Vujacic. Bella hesitation, tiro un po' forzato con la sua mano sinistra, non prende neanche il ferro. È un 5 contro 4 condotto da Favaretto, che però non trova gli spazi, trova Gobbo come valvola di sfogo. Ora Giuliano in punta, Gobbo ha spazio ancora, non si fida, c'è Favaretto in angolo, 7 secondi, Favaretto prova il fondo, trova Tivenius, libera da sotto, bel passaggio, bel tiro, grande azione con pazienza della Posaclima per il +9 con 2 minuti e 40. Il pubblico si accende per questo finale di partita. Il rimbalzo lungo è controllato dalle mani di Tivenius, che va anche dall'altra parte, decide giustamente di trovare Giuliano, che attacca Vujacic, non può tenerla la giocatrice slovena, e Lulu Giuliano va a pescare un fallo importantissimo anche per tenere controllati i ritmi di questa partita, dove vi ricordo coach Gambarotto ha potuto ruotare solo 7 elementi. 15 secondi in questa azione. Varaldi fa la rimessa, trova Favaretto che attacca ancora il fondo, dove ha trovato tante fortune in questa partita e nella sua carriera, direi. Lei che è fortissima in 1 contro 1 va a trovare un altro fallo, quindi il cronometro dei 24 si resetta a 14. Questa volta la rimessa dal fondo la fa Giuliano, che trova Tivenius, passa in punta Favaretto, questa volta forza il passaggio del pick and roll. Bel contropiede di Vicenza, sfortunatissima Alice Peserico, che sbaglia il tiro da sotto che poteva valere il -7, resta invece 50-41, quindi restano 9 i punti di vantaggio per la Posaclima, e la palla è comunque per Peserico, che prova la penetrazione. Buona difesa di Favaretto, Peserico trova uno scarico che passa sotto le gambe di Fontana. Scadono intanto i 24. Le arbitri forse non se ne vedono, comunque cambia davvero poco, perché a rimbalzo arriva un tocco, la palla esce e sarà rimessa laterale per Ponzano. Intanto arriva un time out per
direi chiamato da coach Marco Silvestrucci. Chiaramente c'è ancora una partita, sono 9 le lunghezze da recuperare per la Velkofin Interlocks, ma il tempo corre veloce ovviamente per le vicentine, scorre molto lento invece per Ponzano, che ha speso tantissime energie con le proprie ragazze per lottare in tutti i possessi di questi 38 minuti abbondanti giocati finora. Tanto Tivenius è salita a quota 8, 13 sono i punti di Favaretto, come 13 sono i rimbalzi di Varaldi, che ha messo anche 9 punti. Bravissima Sofia, che ha giocato tutti i ruoli in questa gara, ha portato anche il pallone in alcune situazioni, ha giocato da 3, ha giocato da 4, parità solidissima per la giovane, a disposizione di coach Gambarotto. Alza la difesa la Velkofin Interlocks, quindi dovrà superare il pressing. La Posaclima rimette in campo con un po' di difficoltà Lulu Giuliano per Favaretto, la palla le torna in mano, attacca bene il pressing la Posaclima, che però sbaglia con Tivenius, ma Gobbo pesca un rimbalzo in attacco importantissimo. La palla è nelle mani di Giuliano, che lascia trascorrere un po' di tempo, trova Varaldi che prende un tiro in uscita dai blocchi e trova la tripla. Grandissimo canestro di Sofia Varaldi per il più 12 con 1 minuto e 20 da giocare. Grandissimo canestro che forse mette la parola fine a questa gara. Vediamo se Vicenza riesce a rispondere. Il tiro di Fontana è corto e ora lo striscione del traguardo è davvero vicino per la Posaclima. Giuliano manda Tivenius a bersaglio con un passaggio di sinistro. Bellissima difesa e contropiede, grande lucidità per Lulu Giuliano, davvero eroica in questa gara. Dall'altra parte Sturma trova il meno 12, ma ormai mancano 40 secondi. Ponzano deve ancora affrontare il pressing, battuto bene da Varaldi. Favaretto giustamente non forza il tiro. Giuliano trova Tivenius che scarica per Favaretto dall'angolo, trova il tiro da 3 punti, sbaglia, ma c'è il fallo di Anna Fontana e saranno 3 tiri liberi per Francesca Favaretto. E coach Gambarotto sapientemente fa entrare, svuota la panchina e fa esordire in questa gara e nel campionato di Serie A2 anche Elena Zuccon, scusate, Anna Zuccon, Elena Ballarin ed Emma Zanatta, tutte e 3 classe 2007. 28 secondi al termine e sono 3 tiri liberi per Francesca Favaretto. Sbaglia il primo, ma poco importa. Vicinissima la seconda vittoria in campionato per Ponzano, in una situazione che davvero era difficilissima, con 3 infortunate di primissima fascia come Marta Pellegrini, Giovanna Pertile e Matilde Bianchi. Ora entrano anche Mioni e Rosar, uscito tutto il quintetto che ha iniziato la partita. Davvero grande cuore per Ponzano. Vediamo se Vicenza attaccherà per ridurre il divario, quantomeno arriva un rimbalzo in attacco e un bel canestro di Elena Castello per il 51-45, scusate. Rosar un po' in difficoltà ora, Ponzano con le seconde e terze linee a battere il pressing, ma non cambia nulla di fatto. Mancano 6 secondi alla fine della gara, sono 16 i punti di divario, basta metterla in campo per Ponzano. La Velkofin ci prova ancora, ma è finita, 57, scusate, a 45. Intanto è cambiato il tabellone e Ponzano trova
la vittoria, rimane ancora a quota 0 la casella invece delle vittorie per Vicenza. Grande cuore per le ragazze di Gambarotto, unitissime, hanno lavorato molto bene in queste settimane pur con formazione rimaneggiata. È stata una settimana difficilissima per l'ambiente, ma c'è stata sempre grande lucidità e grande fiducia nella squadra dal presidente Carlo Pizzolon fino a tutto lo staff. Quindi adesso andremo a sentire le voci dei protagonisti, dei due coach. Ovviamente le ragazze ora hanno voglia di festeggiare in mezzo al campo la meritatissima vittoria. C'è grande festa, grande entusiasmo, era anche un po' pesante dal punto di vista psicologico. Dopo la prima vittoria erano arrivate 4 sconfitte consecutive, le ragazze ora possono anche andare a festeggiare col pubblico, a ringraziare il pubblico. Accorso anche oggi numeroso qui al Palacicogna. E intanto andiamo a cercare coach Marco Silvestrucci, che però intanto è entrato negli spogliatoi. Vediamo se coach Gambarotto verrà da noi. Coach Gambarotto è contentissimo per questa vittoria, ce l'abbiamo ai nostri microfoni, finalmente si è sbloccata la situazione. È stata una settimana difficile per 1000 motivi. Vuoi dedicare la vittoria a qualcuno? Allora, dico 2 cose. La prima è che ringrazio la famiglia Ponzano e tutti quanti, perché questa settimana abbiamo fatto una grande fatica ad allenarci, e ringrazio le ragazze dell'Under 17 e i ragazzi dell'Under 19 che sono venuti ad allenarsi con noi. E la seconda cosa che voglio dire è che dedico questa vittoria a mio papà, che in questo momento è in terapia intensiva, e spero che abbia guardato la partita, e ti voglio bene papà. Siamo sicuri? Abbiamo un piccolo ospite qui in diretta. Ci sono ancora 3 assenze pesantissime. Questa vittoria però ha sbloccato un po' psicologicamente la squadra. Il calendario è stato difficile in questo inizio. Inizia un altro campionato per la Posaclima? Allora, la verità è che il morale è sempre stato molto alto e le ragazze si sono sempre allenate con grande intensità, a prescindere da chi potesse e non potesse allenarsi. Il nostro campionato è cominciato la prima giornata, quando abbiamo giocato con Bolzano, e ogni tappa di questo percorso fa parte del nostro percorso. Quindi se abbiamo dovuto perdere delle partite perché all'ultimo tiro per assenze, non dobbiamo trovare giustificazioni, ma dobbiamo continuare a lavorare forte come abbiamo fatto sempre, e questa è la via giusta che dobbiamo continuare ad avere. Grazie coach, in bocca al lupo, e ci ritroviamo qui fra 2 settimane al Palacicogna di Ponzano.